song, I beg you listen to the dopper. Rewind the tune and then drop it back no upper. Ride life, flip a song, I better call me flopper. When me the band the rhythm, say me sit them pon the proper. Let me tell you something, now my friend become a popper. In about a couple months, the baby I go drop her. Looking all the woman, big him, I go have a whopper. Boom, baba, yo, such a bro and deal with the matter. Bring that beat back, bring that beat back again. Bring that beat back, bring that beat back again. Oh yeah. Bring that beat back, bring that beat back again. Bring that beat back, bring that beat back again. Pick up in the tissue, you're the only one who fits it. Like the stars who shine every time. You're another light. When I see you smile, feel you're alive. Oggi è lunedì 21 settembre e questa puntata naturalmente andrà in onda qualche giorno dopo. Il 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer. Noi siamo qui di fronte a questo ospedale. All'interno di questo ospedale c'è proprio uno spazio dedicato a chi soffre di questa malattia e siamo oggi in compagnia di Joy Ferreri. Buonasera signora. Buongiorno. Buongiorno. Una giornata importante questa per l'Alzheimer. Bene, oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer, la 16ª giornata. Vendiamo le piantine fiorite per l'associazione, perché noi abbiamo qua al San Camillo al terzo piano il centro sperimentale Alzheimer, dove ricoveriamo dai 15 ai 18 pazienti con un orario che va dalle 9 del mattino alle 16-17 del pomeriggio. Sono ospitati gratuitamente perché abbiamo un partenariato con l'ASL, però questa raccolta di fondi la facciamo perché ci dobbiamo anche autosovvenzionare, perché i fondi messi a disposizione dall'ASL non basterebbero per fare tutte le attività che facciamo al centro. Noi intanto lo vogliamo ripetere per i nostri telespettatori, siamo proprio qui a San Camillo, l'abbiamo detto, terzo piano, c'è praticamente questo spazio dedicato a coloro che purtroppo soffrono di questa malattia, ma quanti malati ci sono in Sardegna? In Sardegna sono tantissimi, in provincia di Sassari sono oltre 2000. Oltre 2000? Oltre 2000 sì, malati di Alzheimer e sono quelli che sono stati già dichiarati, perché poi sono tantissimi malati che ancora non hanno paura, probabilmente familiari, di rivolgersi sia al centro d'ascolto, perché noi abbiamo anche un centro d'ascolto qua sempre al San Camillo, dove offriamo assistenza psicologica ai familiari. Loro in genere si rivolgono a noi per avere informazioni sulla malattia e per indirizzarli nei vari medici, e poi tutta l'organizzazione che c'è da un punto di vista burocratico, perché è un meandro di autorizzazioni per poter avere la documentazione. Intanto vogliamo ricordare che questo è il sito internet per chi si volesse rivolgere a questa associazione, che è www.alzheimersassari.it. Se avete qualche problema, mandate una mail, comunque informatevi, sappiate che c'è un'associazione che lavora per voi, un'associazione che fa tanto per tutte quelle persone che purtroppo vanno incontro a questa malattia. Abbiamo detto tantissimi malati qui nella provincia di Sassari, tantissimi chiaramente in Sardegna e solo nel mondo. E tantissimi nel mondo, certo, ma pochissimo spazio comunque qui a San Camillo. Lei ha parlato di 18 posti. Sì, noi possiamo avere soltanto 18 pazienti perché lo spazio è limitato, abbiamo 400 metri quadri a disposizione e siccome abbiamo una sala per la terapia occupazionale, una palestra, una sala di fisioterapia, e poi abbiamo l'infermeria e poi abbiamo le cucine, però i pasti vengono portati da fuori, sì. Intanto signora, 3 giorni a vendere le piante, 3 giorni che servono per recuperare dei denari, però i 3 giorni ormai sono passati perché proprio oggi 21 settembre terminava la vendita delle piante in giro per tutta Italia? No, solo noi a Sassari. Solo voi a Sassari. Sì, le altre piazze fanno altre manifestazioni. Però facciamo un comunicato ai telespettatori. A prescindere dalla vendita di queste piante in questi giorni, se ne avete la possibilità, se volete dare una mano, l'abbiamo già detto, il sito internet a cui bisogna rivolgersi.
chi volesse mandare dei denari si può fare un bonifico sul conto corrente bancario numero 65 01 99 54, intestato ad Associazione di Volontariato Alzheimer Sassari, presso Banco di Sardegna, filiale numero 3, via 4 novembre Sassari. E naturalmente anche il codice IBAN per fare ancora prima. Se ne avete la possibilità fatelo tranquillamente, che dare una mano a coloro che stanno peggio di noi penso sia una cosa importante. Intanto avete visto anche le immagini per l'appunto delle sale qui a San Camillo, ma lei non è la presidente naturalmente dell'associazione? No, io sono la vicepresidente dell'associazione, il presidente è il dottor Gianfranco Favini, che sta distribuendo piantine sotto i portici del grattacielo. Abbiamo un'organizzazione capillare perché abbiamo tanti volontari che ci danno una mano in queste giornate. Quanti volontari? In queste giornate abbiamo avuto una ventina di volontari, i nostri amici, parenti dei malati sono venuti a darci una mano. In genere però siamo pochissimi, siamo 6 persone che si interessano, che fanno parte del direttivo e che possono fare i volontari a tempo pieno, diciamo. Io, oltre alla vicepresidente, lavoro al centro sperimentale, faccio attività motorie perché sono un insegnante di educazione fisica e poi faccio giardinaggio. Che bello! È bello, sì. Ma le faccio una domanda, vicepresidente, ma quanto è importante per voi vivere in questo mondo dell'associazionismo e come dire, dare una mano al prossimo? Come ci si sente poi? Si sente benissimo, ma io l'ho fatto perché mio fratello ha avuto l'Alzheimer, è morto l'anno scorso e quindi da quando lui si è ammalato, visto che a Sassari non c'era niente, abbiamo deciso di... Quindi è nata da poco questa associazione? È nata 4 anni fa, da quando abbiamo saputo che nostro fratello era malato e abbiamo passato i nostri guai per poter stabilire se avesse o meno l'Alzheimer. E poi abbiamo deciso così di aiutare le altre famiglie che non avevano la possibilità di muoversi, diciamo. Allora prima è stato fondato il centro d'ascolto e poi, grazie alla collaborazione dei dirigenti, dei funzionari dell'ASL, del direttore generale, dell'assessore alla sanità, siamo riusciti a avere il terzo piano del San Camillo per fare il centro diurno sperimentale. E approfittiamo per ricordarvi il bonifico. Dove dovete devolvere questi denari, se lo volete naturalmente, bonifico sul conto corrente bancario numero 65 01 99 54, intestato ad Associazione di Volontariato Alzheimer Sassari, presso Banco di Sardegna, filiale numero 3, via 4 novembre Sassari. E naturalmente anche il codice IBAN per fare ancora prima. Non per ripeterci, ricordatelo, se ne avete la possibilità date una mano a questa associazione che abbiamo detto è nata 4-5 anni fa, che vuole essere un punto di riferimento per chi comunque purtroppo vive le negatività di questa bruttissima malattia. Io ringrazio Gioè Ferreri per la sua disponibilità, ringrazio naturalmente voi, le piante sono sempre in vendita, però l'abbiamo già detto, andremo in onda dopo, quindi mandate soldi, che va sempre bene, vero Gioia? Grazie, certamente sì. Arrivederci a tutti.